partirei dall'onorevole Gianni Dal Moro, perché è stato anche chiamato in causa e votato precedentemente. Mi permetto anche di dare un'ulteriore provocazione. Devo spiegare cos'è l'ARGAV. L'ARGAV è l'Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari del Veneto e del Trentino Alto Adige. Questo sono quelli di cui io sono presidente, quindi ho anche illustrato chi siamo, perché sono qua. Onorevole, volevo dire che tra le parole che sono riecheggiate più spesso nella relazione prima era passare dal dire al fare, l'urgenza di provvedere. Esiste anche un disegno di legge a livello nazionale, quello del ministro Catania. Credo che sia importante anche a livello nazionale passare dal dire al fare e l'urgenza di provvedere. Buonasera a tutti, ringrazio dell'invito il gruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale, il gruppo Ortigosto e Azzanì che mi hanno invitato. È un'occasione anche per me abbastanza importante, fa parte di un tour che stiamo facendo come Commissione Agricoltura anche in altre regioni per ascoltare un po' il parere dei nostri consiglieri regionali e delle associazioni di categoria, perché questo provvedimento, come diceva chi mi ha preceduto, è oggi trova un iter parlamentare che in qualche misura si è accelerato negli ultimi mesi. Sapete che il provvedimento del ministro Catania risale a quello del governo Monti, ha trovato una larga convergenza in Commissione alla Camera, sia al Senato che in Commissione Agricoltura, assieme alla Commissione Ambiente, perché una parte delle competenze ovviamente vedono insieme Ambiente e Agricoltura. Siamo nelle fasi quasi finali di audizione e quindi abbiamo, diciamo, buoni presupposti per andare. Adesso vedremo se chiediamo la legislativa, se ce la concessa, insomma abbiamo buoni presupposti che il provvedimento trovi la sua accelerazione. Le ragioni di questa accelerazione, devo dire, non sono solo sensibilizzate dalle tantissime richieste che sono intervenute in questi anni da parte delle associazioni di categoria, del mondo economico, del mondo ambientale, del mondo più in generale, ma sono date da una necessità. Cioè, mi viene da dire che dove non arriva la politica arriva la necessità, nel senso che voi dovete sapere che, o meglio sapete meglio di me, siete quello del settore, che l'Italia andrà a breve in crisi di alimentazione, che riguarderà i cittadini italiani, perché ormai sono dati abbastanza consolidati, almeno nel patrimonio scientifico, perché miliardi di persone che in questi anni sono stati a più o meno, insomma, diciamo, sotto la soglia di povertà, cominciano non a star bene, ma insomma diciamo che superano quella soglia difficile dove sono stati costretti per tanti anni, e quindi cominciano a mangiare meglio. Il mangiare meglio spesso si traduce, come è stato un po' anche per chi ha, come me, una certa età, passa attraverso il mangiare carne. Voglio disegnare, una volta si diceva ai nostri anziani, quando mangiavi un po' la carne nelle famiglie cominciavi a stare bene. Voi sapete che per fare una proteina animale servono 7 proteine vegetali, e quindi vuol dire consumo di suolo. Adesso io ho saltato tutti, ma insomma per andare un po' alla sintesi. E quindi noi ci troviamo con miliardi di persone nel mondo che sono in tanti, che hanno tanti soldi e quindi hanno possibilità di visita, e che hanno grandi superfici. Noi siamo in pochi, non abbiamo soldi e non abbiamo superfici. E parliamo di quello che oggi è il patrimonio vero dell'Italia, che è il settore agroalimentare. Nel senso che ne siamo riconosciuti nel mondo per le qualità, per le eccellenze, ma siamo in credito dal punto di vista del cibo, dell'alimentazione. Tutto sommato oggi, in qualche misura, abbiamo letto in questi anni, però le accelerazioni saranno molto molto forti nei prossimi, non dico nei prossimi decenni, nei prossimi giro di 3-5 anni. Vi do alcuni dati significativi. Nell'ultima riunione che si è svolta a Cannes, ancora con la precedente, diciamo, capodelegazione, che era Hillary Clinton per conto del Presidente Obama, sono stati incontrati tutti i capi di Stato e i capi di governo, in una conferenza che ha riguardato i temi di sviluppo mondiale, dove il documento finale di 12 pagine
dove ogni riga viene vista dagli ambasciatori, controllata ogni riga, di queste 12 pagine 7 sono state dedicate al tema dell'alimentazione e del cibo per i paesi del vecchio continente. E quindi noi abbiamo bisogno celermente, non solamente, adesso l'ho fatto un po' in sintesi, non solamente di procedere a questi provvedimenti come quello che stiamo discutendo oggi per tutte le cose giuste che avete detto, quindi rispetto ambientale, paesaggistico, salvaguardia idrogeologica, ma perché diventerà per noi una necessità. Diventerà una necessità. E quindi bisogna da questo punto di vista accelerare velocemente. Lì ovviamente sapete, alcune cose possiamo porre rimedio, altre no. Sulla superficie non possiamo porre rimedio perché se voi prendete l'Italia e la sovrapponete, non so, penso al vecchio continente, alla Spagna, alla Francia, alla Germania, alla Polonia, paesi dell'est, noi siamo niente. Levate montagne, laghi, fiumi, tutto quello che è, vi dicendo, l'area superficie coltivabile è misera. Se voi la pensate poi andando fuori dal vecchio continente e pensate alle grandi superfici dicendo, siamo proprio e lì non possiamo farci niente, perché quella è la superficie. Siamo in pochi e saremo sempre in pochi. Tra l'altro voi sapete che l'Italia è il penultimo paese del mondo per natalità dopo il Giappone, quindi non facciamo più figli, siamo più anziani con tutto quello che procede questo dal punto di vista dell'alimentazione, perché non è solo un problema sociodemografico ma comporta cambiamenti dal punto di vista dell'alimentazione, e anche lì siamo dentro questa dinamica. E in più siamo dentro a un tema della globalizzazione dove complessivamente ormai gli interscambi ci portano ad essere, qui si innescherebbe il tema OGM vi dicendo, ma solo di aprire un altro tema che non voglio neanche toccare, altrimenti ci porterebbe fuori strada. Quindi il tema del consumo del suolo, la difesa delle zone agricole, vi dicendo, non è solo una scelta, è una scelta prima di tutto culturale, strategica anche per l'interesse economico del nostro paese, perché vuol dire che viene a salvaguardare non solamente a quello che sono oggi le produzioni di qualità, del quale noi dovremmo sempre più puntare per resistere, cioè sulla qualità e non sulla quantità per le ragioni che vi ho detto, ma è una scelta anche di futuro per le attuali e per le prossime generazioni che saranno eventualmente costrette per comprarsi il cibo a sufficienza per mangiare in maniera regolativa a pagare di più, perché il mondo, la domanda va generalmente cioè la richiesta va dove c'è tanti soldi, dove sono in tanti che chiedono. Noi non abbiamo né soldi, siamo in pochi, e quindi voi capite che quelli che sono stati in questi anni il vecchio continente, tutto sommato, un paese, una grande area, che vuol dire, uso un termine un po' forzato, ha un po' sfruttato i paesi poveri del mondo e le sue aree, le sue terre, vi dicendo, e se ne ha approvvigionato per i suoi consumi con grande spreco alimentare, buttando via molte delle cose. Nei prossimi anni questo cambierà e cambierà velocemente. Quindi da questo punto di vista i provvedimenti che qui oggi sono stati ben illustrati stanno subendo anche questa accelerazione, che non è solo un'accelerazione, ripeto, dal punto di vista della difesa del territorio rispetto alle questioni che sono state poste, ma anche una scelta culturale di fondo. Non so se ho risposto. Certo.